Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Andiamo a vedere nel dettaglio la prima decade del mese, che cosa ci riserverà, perché entriamo proprio nel mese di aprile ed ecco le aspettative. Come vedete, dal punto di vista delle correnti saranno di matrice artica, quindi discesa di correnti fredde che non si protrarranno sul Mediterraneo in modo diretto, sarà più concentrato quello orientale sul Mar Nero, e di conseguenza è possibile però dal 5-6 di aprile in poi che potremo assistere a delle correnti più dirette verso la nostra penisola, come potete vedere dalla grafica. E quindi sempre queste discese di matrice fredda dalla Scandinavia che potranno portare nevicate già lunedì a quote di bassa collina. Come vedete avremo variabilità, qualche piovasco, ovviamente tra l'Emilia Romagna e il sovrappennino emiliano nel corso della giornata, ma sarà più soleggiato invece altrove, mentre al centro avremo più instabilità, rovesci e temporali sul medio Adriatico e anche sull'area tirrenica tra il Lazio e la Campania. Come vedete, qui vi ricordo al sud Molise, Puglia, Campania e anche la Sicilia e la Calabria nel pomeriggio saranno interessate da rovesci e temporali, quindi attenzione a queste aree. Le nevicate in Appennino saranno in calo fin sotto i 1000 metri entro la serata, poi sarà martedì la giornata più fredda per quanto riguarda la quota neve. Pensate, per quanto riguarda il nord vi segnalo sul Piemonte occidentale qualche possibile precipitazione nevosa attorno ai 800 mm. Per quanto riguarda invece il centro, ancora significativo sull'Adriatico e l'Appennino con piogge temporali, mentre al sud invece sarà più perturbato. Come vedete, rovesci temporali che vi segnalo potranno essere anche grandinigeni. Avremo delle nevicate invece al di sopra qui dei 1400 metri con venti settentrionali molto tesi. Queste le aree più colpite. Poi, come vedete, nella giornata di mercoledì avremo ancora questo flusso instabile, ancora questo minimo posizionato sulla Grecia che avanzerà poi gradualmente in serata verso oriente, lasciando quindi la penisola con spazio a più schiarite. E come vedete queste aree che ad oggi sembrano più colpite, quindi in parte anche possibile sulla Sardegna, specie quella occidentale, poi tra il Basso Lazio, la Campania, sull'Appennino meridionale fino alla Calabria e in parte anche sul Palermitano e il Catanese. Nella giornata di giovedì invece si rialzeranno notevolmente le temperature, avremo un netto rinforzo dei venti da sud meridionali, quindi al sud avremo occasione anche di superare, pensate, i 21 gradi. E invece altrove sul resto dell'Italia avremo temperature tra i 17 e i 20 gradi, insomma comunque valori primaverili con locali temporali, però vi ricordo sempre possibili giovedì lungo l'Appennino centro-meridionale. Attenzione poi perché un'ipotesi che è ancora incerta e ovviamente necessita di ulteriori aggiornamenti è l'avvicinamento di questa aria fredda proveniente dalla Russia potrà portare a una tendenza più instabile, soprattutto sempre sul nord-est dell'Europa, per nevicate a quote molto basse fino in pianura, pensate, mentre caldo primaverile continuerà a essere protagonista sul resto dell'Italia. È possibile però, vi ricordo, che queste correnti fredde di matrice polare riescono poi a scendere anche in parte verso l'Italia per portare quindi temperature in forte calo. Questa una tendenza ancora molto delicata. Io vi ricordo che il sensibile peggioramento per quanto riguarda il weekend sembra interessare soprattutto sempre il versante adriatico e quello ionico, il centro e il sud Italia, quindi seguiranno aggiornamenti ben dettagliati nel corso di prossimi contenuti. Come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale.